Allora, anche oggi parliamo di Istinto, questo prodotto di grande successo, lo ricordo, un prodotto minerale assolutamente naturale, traspirante, solo calce e a spessore l'applicazione di più grande successo è la pietra spaccata, questo effetto che sta dilagando. Oggi lo riproponiamo in un modo diverso, in verticale, di grande soddisfazione in verticale, e in più mettiamo una fuga a indicare come se fossero delle lastre di marmo, un effetto molto carino, molto bello. Come sempre, ovviamente, tutto comincia con l'applicazione del primus. Eccoci, il primus adesso è asciutto, possiamo procedere con l'applicazione di Istinto. Applicheremo con la parte dentata che dà il quantitativo corretto di prodotto e poi andiamo a lisciare con la parte liscia. Ecco, allora adesso il prodotto è ben steso, andiamo a disegnarlo con il solito attrezzo. Faremo un disegno verticale, ma cercheremo di non fare proprio delle righe, faremo un po' mescolare, come se fossero delle lastre di marmo che in qualche modo si intersecano. Quindi dobbiamo sapere dove andremo a fare la riga e fare un disegno che ci permetta appunto questa visione a lastra. Bene, passata quasi un'ora, il prodotto sta cominciando a tirare, diciamo in gergo. Andiamo a lisciarlo con l'altro lato della spatola, se necessario spruzziamo un po' d'acqua. Ecco, siccome a me piace bella liscia questa pietra spaccata perché deve essere un marmo, ricordiamoci che quando lui schiaccia e si forma questa pappina un po' più liquida, e noi non la scartiamo, la usiamo, che così va a chiudere, a compattare e quindi rende ancora più liscio l'effetto marmoreo che andiamo a cercare. Allora, è passata un'oretta. È ancora bagnato, però è il momento giusto per andare a schiacciarlo con un po' di forza per tirarlo bello liscio. Ecco Andrea, è bello quello che stai facendo, mi piace perché ci sono delle zone proprio lisce che tu le compatti bene e quando avremo finito ci ritroveremo proprio un bel marmo. Qui poi magari ci infiliamo dentro la fuga, abbiamo il lavoro perfetto. Ecco, ma ce l'hai sempre la pappetta, sì, guarda che bella. Questa qui è quella che rende tutto più liscio, perfetto. Bello, adesso è il momento per fargli la fuga, no? Quindi staggia, naturalmente la misura la fai in base alla parete, qui noi abbiamo preso circa 85 cm, con un punteruolo facciamo la riga, niente di più semplice. Siamo quasi alla fine, perlomeno per quanto riguarda la compattatura.
possiamo andare a dare una bella schiacciata per avere l'effetto marmo, bello lucido. Naturalmente se lo voglio più rustico, questa passata non la darò, però a me piace molto perché questo è bello quando è marmoreo. Andrea, hai fatto un buon lavoro, bravo, è molto liscio, che è quello che ci vuole, mi piace. Adesso possiamo cominciare con Gioia, l'hai diluito, vero? 30%. 30%, benissimo, così entra meglio e scorre di più. Buono, vediamo. Bene, Gioia asciutto, adesso gli diamo un po' di colore, dove? Principalmente nelle vene, quindi tu lo dai, è diluito al 30%, questo Gioia colorato, lo dai e per darti una mano con lo spruzzino, sono qua io a lavorare, track, andiamo a portare via e lasciamo il segno solo nella vena. A questo punto, se vogliamo, giustamente, possiamo andare a segnare le vene. In questo caso lo vogliamo fare con del glitter, ma si può fare anche con dei colori. Quindi se io volessi fare una vena più scura, adesso vi facciamo vedere come si fa. Quindi il colore solo in una vena. Prendiamo un pennellino, andiamo su questa vena e poi dopo con uno straccio bagnato portiamo via tutto quello che abbonda, in modo che resta la vena pulita con il colore dentro, in questo caso con il glitter dentro. Ecco, bellissima, questa sembra una lastra di marmo con queste righe stupende, adesso l'abbiamo anche arricchita con questa vena di cristalli, quindi è totalmente naturale, ha proprio un effetto veritiero, non si riesce a vedere nella telecamera ma dà proprio la sensazione del marmo. A questo punto può essere protetta con vetro o con vetro opaco, il lavoro è finito, molto bello, resta sempre da suggerire l'utilizzo di colori, quindi a voi la scelta del colore, il catalogo vi dà delle indicazioni, queste vene possono essere fatte in diversi colori, quindi tutto quello che bisogna mettere dentro ancora è la vostra fantasia. Buon divertimento!